Un risultato che in pochi avrebbero pronosticato. La Chioene Padova ha battuto per 3-7-0 i campioni del mondo della ITAS Trento, costringendolo così alla bella di gara 3 nei quarti dei play-off. Decisivo un attacco di Loati, con il muro trentino che è uscito dalle linee. È il punto del 25-22 finale. Una festa per i 3.200 spettatori della Chioene Arena. I ragazzi del tecnico Baldovin hanno compiuto l'impresa. 1 ora e 33 minuti di gran gioco ed emozioni. Un ottimo avvio per la squadra patavina che già dopo poche battute ha cominciato a cullare il sogno di una serata magica. La prima frazione si è chiusa sul 25-22 come il set decisivo. Nel mezzo un confronto apertissimo, chiuso dalla Chioene per 26-24 con Trento che non si è mai staccata ma che alla fine è stata costretta a cedere. Ottimo Traviza in regia, decisivi oltre a Ruetti anche Volpato e Torres, autori entrambi di 11 punti. Bene a muro Polo. Adesso appuntamento alle 18 di sabato a Trento con diretta su Rai Sport. È uscita di scena invece la Calzedonia Verona, battuta in casa per 3-1 dalla Lubec Vitanova Marche.